Eccoci pronti per questo TG10 speciale in tempi di coronavirus. Abbiamo deciso di riprendere un hashtag molto popolare che è appunto andrà tutto bene. Lo abbiamo deciso per provare tutti insieme a disinnescare la paura. In questo tempo sospeso ognuno di noi, immagino, abbia fatto delle nuove scoperte. Ecco il senso di questa trasmissione, provare a condividerla in quelle piazze vuote. Oggi invece diventa una piazza virtuale, la nostra TV, i telefoni saranno aperti. Ecco, chiamateci per raccontarci quello che questo tempo limitato ha aggiunto alle vostre giornate e non ha tolto. È una bella scommessa che proviamo a fare tutti insieme oggi, cercando anche quella luce in fondo al tunnel che ci sarà, perché lo ribadiamo tutti insieme, andrà tutto bene, insieme ce la faremo, dobbiamo però restare a casa. In fondo questo tempo qualcosa ci sta regalando, l'orgoglio nazionale, i tricolori ai balconi, i tanti flash mob. In questo periodo di socialità limitata c'è una voglia di cercarsi e di condividere appunto le esperienze, appunto i nostri telefoni dunque resteranno aperti per raccontarle tutte e viverle insieme e scambiarle, le esperienze che fanno comunità, perché di questo c'è bisogno. E poi ci sono artisti come Francesco Senise, che ad esempio ha deciso di aprire il suo studio e combattere lo stress del virus. Lui come lo ha fatto? Lo ha fatto con i colori, vediamolo subito e poi, ripeto, ribadiamo di capire insieme come tutti combattiamo lo stress da virus. Cominciamo da Francesco Senise. Buongiorno e grazie per essere entrati nel mio spicchio di mondo, un mondo colorato, un mondo positivo, un mondo di speranza. L'arte al tempo del coronavirus, con l'isolamento forzato, le restrizioni e l'ansia per questo momento così difficile, può essere raccontata anche attraverso le opere di noi artisti, e la fantasia certamente non manca, nemmeno in questi momenti delicati di emergenza sanitaria, perché l'arte non si ferma, anzi l'arte per sua natura anticipa. L'arte disseta lo spirito, l'animo dell'uomo, cerca di colmare quei piccoli vuoti di noi esseri umani. Diceva Van Gogh: sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno. Io credo che la vita di un pittore sia un continuo sogno che si coglie nei colori che si imprimono nella tela. In questi giorni di quarantena dipingo le ginestre, simbolo di salute, prosperità e fecondità. I colori sono forti, vivaci, colori pieni di vita, i colori della nostra terra. Il blu che evoca la calma, la serenità, la pace, la bellezza dei cieli azzurri, il giallo che nell'iconografia bizantina, perché io sono arbrescio di rito greco-bizantino, rimanda all'azione salvifica dello Spirito di Dio, il verde che copre come in un manto la terra su cui giocano i fiori, ma possono anche essere colori che vogliono descrivere la forza incrollabile dell'uomo e della natura, come ad esempio quest'altra opera che ho dipinto, un ulivo secolare a cui ho dato il titolo Le rughe del tempo, pieno di forza, che si piega ma non si spezza, possente, che si innalza fiero nonostante le tante intemperie che ha subito nel corso degli anni, verso il cielo, trovandovi un abbraccio colmo di meravigliosi colori, un vero inno di speranza per il futuro dell'umanità. Oggi vorrei, anzi, nel mio piccolo mi auguro che questi miei colori si tramutino in un canto d'amore per un domani finalmente libero da queste nere ombre di morte. Quello che voglio dare attraverso la mia arte è un messaggio positivo. La positività è il sale della vita, quel condimento che cambia il sapore degli attimi. L'atteggiamento positivo è l'elemento fondamentale per uscire vincitori da tutte queste situazioni scomode. La positività nella vita è la chiave che ci permette di aprire le porte di tutti i nostri sogni. Tutti uniti credo che ce la faremo, supereremo anche questa. Mi raccomando, amici, restate tutti a casa, solo così riusciremo a sconfiggere questo maledetto virus. Viva l'arte, viva la Calabria, viva l'Italia!
E grazie a Francesco Senise per questo inno alla speranza, per questi bei colori di cui è fatta la nostra Calabria. C'è già un primo telespettatore che ha deciso di vivere con noi questo tempo. Pronto? Buonasera Rosalba, Massimo, buonasera. Salve, allora, lei qual è stata la scoperta che ha fatto in questo tempo fermo? Ribadiamo, restiamo tutti a casa, raccontiamoci però le scoperte di questi giorni di socialità limitata, creiamo quella che è una comunità virtuale. Penso che la sinergia, la compattezza, l'unione di intenti per riuscire a sconfiggere questo virus, andare a interagire, al dialogo e alla comunicazione telefonica, essere compatti e uniti è come una pigna per riuscire ad uscire da questa fase molto critica e difficile. Penso che la grande fede anche in Gesù ci può fare uscire, essere compatti e uniti è come una pigna e far uscire da questa crisi che ci sta attanagliando in questo momento. Grazie per questo un buon bel proseguimento, messaggio. una buona serata e buona conduzione con il programma. Grazie. Sono sicuro che ci rialzeremo e ci riprenderemo sicuramente. Tutti insieme ce la faremo, ci rialzeremo. Mi piace questo messaggio che Massimo ha voluto darci, è con lui che cominciamo proprio, spero, tante telefonate per raccontarci. Lui ha detto, abbiamo scoperto il calore, no, diverso di una voce al telefono. Forse abbiamo scoperto anche il senso vero del chiederci come stai, una domanda che da retorica invece diventa fondamentale. Quindi com'è cambiata la nostra vita in pochi giorni. Raccontiamoci le scoperte. E poi vi voglio anche dire che, per esempio, per quanto riguarda le parole, Elias Canetti dice che nell'oscurità le parole pesano doppio. È un bel pensiero che mi piace esternare, tra l'altro ripreso da un editorialista del Corriere della Sera, un editorialista molto importante che è Gian Antonio Stella, il quale ha riflettuto molto su quelli che eravamo forse 2 settimane fa e quelli che siamo diventati in questo periodo. Lui ha scritto, se c'è un regalo che questi giorni potrebbero lasciarci, è questo, il recupero dopo tanto cicaleggio e baccano e disprezzo delle competenze, di parole che tornano ad avere un peso. Ebbene, c'è una nostra amica, si chiama Antonietta Cozza, molti di voi la conosceranno, lei è un amante della poesia e ha deciso di spargere bellezza. Lei ci fa conoscere un poeta paesologo, si chiama Franco Arminio, un poeta del nostro sud che sta indagando proprio questi giorni particolari che tutti stiamo vivendo. Vediamo. E amiche, buongiorno, di caffè, di gentilezza, di poesia e di amore, la poesia soprattutto che in questo tempo di lentezza può salvarci, può renderci migliori e diversi tra i tanti poeti della contemporaneità. Vi invito a sfogliare le pagine di Franco Arminio, poeta di Bisaccia, paesologo, costantemente in giro per la nostra terra a raccontare lo spopolamento dei paesi e la fine dell'umano, la necessità di ritrovare noi stessi in questo tempo ancor di più. 2 raccolte poetiche che qui con me c'è di La strada agli alberi, poesia di terra e d'amore, e soprattutto l'ultima opera di Franco Arminio, compratela appena questo tempo sarà finito, l'infinito senza farci caso. Una poesia che mi piace veramente tanto in questi giorni, e sono giorni preziosi che ha pubblicato sulla rete, perché questi sono giorni preziosi. Io ve la dedico. Tutto ciò che non era nostro è caduto, ora dobbiamo vivere con ciò che resta. Ora sappiamo che la vita è enorme anche quanto è silenziosa e ferma. Il sacro è tornato. È sacro scrivere una lettera, aspettare un abbraccio alla fine di questa sventura, parlare d'amore, accompagnare qualcuno nel fiordo della sua paura. Sono giorni rari, sono giorni preziosi,
facciamo qualcosa per meritarceli. In fondo è un privilegio essere qui, ognuno a casa sua, ma tutti assieme nella casa del mondo. È bellissima questa chiusa finale, tutti insieme nella casa del mondo, facciamone tesoro e curiamoci con la poesia, la bellezza e l'amore, l'infinito, senza farci caso. Sono giorni preziosi, diceva Antonietta Cozza. So che abbiamo un'altra telefonata e ci fa molto piacere. Pronto? Chi abbiamo in linea? Pronto, Giulio Pignataro, Sì, da dove ci promoter chiama? turistico di Terranova da Sibari e Altomonte. In questo caso promoter turistico di Terranova da Sibari. Saluto naturalmente anche il pittore Francesco Senisa, è stato ospite, ottima la poesia. Noi invece ci stiamo inventando in questo periodo, restando da casa con lo smart working, il comune di Terranova da Sibari, insieme al delegato al turismo, il consigliere Massimiliano Esposito e al sindaco Luigi Lianci, abbiamo preso visione di molti musei internazionali, dal Guggenheim al Louvre, al Museo dei Vaticani. Essendo una realtà turistica che si approccia al turismo internazionale, in questo periodo che non si può uscire, non possiamo mandare immagini dirette, ci siamo inventati il turismo online. In questo caso abbiamo fatto il museo virtuale, quindi si può visitare il museo di Terranova da Sibari, nonché la chiesa di Sant'Antonio, e stiamo dando immagini e video bellissime, diciamo inedite, per far conoscere Terranova da Sibari, terra dei due papi. Quindi non siamo fermi, anzi la fantasia in questo caso che ci fa riflettere in questo periodo, che io sono a casa ad esempio già da 10 giorni per ferie forzate, ma un'idea ottima di un'amministrazione che vuole farsi conoscere e vuole anche distrarre un po' tutti i cittadini, in questo caso di Terranova da Sibari, quelli che stanno fuori regioni, i calabresi che sono fuori regioni, facendo vedere le bellezze storiche, artistiche e i monumenti, in questo caso di Terranova da Sibari, ma lo faremo anche con Altomonte, spero con altri colleghi di essere ospite con Skype, magari con il TG Ten speciale, e magari fare una puntata da un monumento, sempre con tutte Con le molto piacere, è bellissima questa iniziativa. tutti gli amici che si occupano di turismo e tutti quelli che in questo caso sono fermi, perché le guide turistiche, tutto ciò che riguarda il turismo. Molto bella questa iniziativa. Prima di lasciarla, vogliamo dare un sito, un riferimento, un indirizzo a cui chi ci sta guardando in questo momento può collegarsi per vedere le bellezze di Terranova da Sibari? Assolutamente, abbiamo un profilo Facebook molto animato, si chiama Turismo Terranova da Sibari, e c'è un infoline 24H che è 338 63 88957, quindi invitiamo a visitare questo profilo Facebook e vi aspettiamo subito dopo naturalmente aver risolto il problema che riguarda un po' non solo la Calabria ma tutto il mondo. Quindi godete di questo momento di ritiro forzato, obbligato, godiamoci la famiglia, ma soprattutto inventiamoci in questo periodo che siamo a casa, non ci addormentiamo dal punto di vista mentale. Questo è quello che faremo e speriamo in futuro di avere un altro collegamento Skype insieme a TG10 speciale. Grazie a voi per l'occasione dateci. Grazie, grazie davvero per aver partecipato e senz'altro faremo prossimamente un collegamento Skype. Ci piacerà ospitare queste immagini, vederle insieme a voi e farle conoscere, perché poi la Calabria è una terra che va scoperta, anche questa è una scoperta in questi giorni, vedete, scopriamo delle cose nuove e riscopriamo la nostra terra, e in questo TG10 speciale vi faremo anche conoscere altri luoghi e altri pensieri. Ecco, questo tempo in realtà non è tempo inutile, quindi restiamo a casa, non è tempo inutile e impieghiamolo bene. Grazie per averci telefonato. Allora, io ribadisco, so che ci sono i centralini già un po' intasati perché sono tante le telefonate e vi ringrazio per questa attenzione. Noi però abbiamo tanti argomenti e altra scoperta di
questo tempo in coronavirus, quindi di questo tempo sospeso, il cuore grande, la solidarietà di tutti i calabresi, moltissime le iniziative, le piattaforme in cui si raccolgono fondi per sostenere gli ospedali calabresi che, come sappiamo, ad esempio sono senza ventilatori, senza supporti, e quindi proprio c'è stata la generosità dei calabresi per far sì che questo vuoto venisse colmato. In particolare saranno equamente suddivise fra le 5 aziende ospedaliere della Regione Calabria proprio una raccolta di 200.000 euro che saranno destinati ad acquistare strumenti e macchinari. Sono stati raccolti dal gruppo AZ SPA, che ha proprio deciso poi di devolvere questa somma ai 5 ospedali calabresi. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Ciao, sono Alessia. Oh, Antonucci. benvenuta. Allora, Alessia Antonucci, collega, giornalista corrispondente dal Tirreno Cosentino per Gazzetta del Sud. Tra l'altro lei ha un blog molto visitato e vi invito ad andarlo a visitare perché racconta delle bellissime storie inedite sulla nostra regione. Alessia, quindi mi fa piacere intanto averti in questo spazio. So che tu, ed è perché hai pubblicato un articolo proprio stamattina su Gazzetta del Sud, hai fatto un giro sul Tirreno Cosentino e hai scoperto delle città vestite in modo diverso. Ci racconti come? Sì, innanzitutto buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti, anzi. È nato un gesto spontaneo in tutti i paesi del Tirreno Cosentino, ma anche dell'entroterra. E al posto delle bandiere, o insieme alle bandiere, si ventolano anche i drappi che riproducono le immagini dei santi protettori. Quindi, ad esempio nel mio paese, Cittadella del Capo, da alcuni balconi, dalle finestre, adesso ci sono queste bandiere con l'immagine di San Francesco, oppure ad Acquapesa, che è l'altro paese mio di origine, c'è la Madonna del Rifugio. A Diamante, ad esempio, il sindaco ha esposto dal Palazzo di Città l'immagine dell'Assunta, ma anche a Bisignano, insomma, la terra di Sant'Umile, il comune appunto ha esposto questo drappo. È proprio un dolce sentire, ecco, una protezione, un'invocazione. Ovviamente si sa che bisogna affidarsi più che altro alla ricerca per trovare questo vaccino e superare definitivamente questo periodo difficile per tutti. Però ecco, giusto per dire un po', parafrasando la musica, si cercano e si accettano miracoli. E miracoli ce ne sono da queste parti. Stiamo rispettando tutti quanti la quarantena, sebbene questi paesi siano abituati, tra virgolette, all'isolamento, insomma si ripopolano soprattutto d'estate, però c'è una compattezza a livello comunitario molto molto forte. Questo è l'elemento che sto riscoprendo insieme, riagganciandomi alla domanda che hai fatto tu, insieme anche agli abbracci, alle cose che di solito diamo per scontato, alla fede che io davo per scontato, e anche al tempo per me e per la mia famiglia. Grazie per questa bella testimonianza, quindi c'è tempo di riscoperta di alcuni valori che sembravano scomparsi e che invece in tempi di essenzialità vengono fuori con tutta la loro forza. Alessia, siccome tu dal blog ci racconti sempre delle storie belle, delle storie di forza, delle storie che sono esempio di una Calabria che è sempre forse apripista rispetto al resto d'Italia ed è anche una Calabria spesso trascurata. L'ultima storia che hai pubblicato? Allora, il mio blog si chiama 89, insomma la risposta di solito è fora malucchio, come diciamo sempre. L'ultima storia che ho pubblicato è sia del pittore Franco Ma, da Rende, che è appunto un pittore post-meridionalista molto famoso, che vive a San Lucido, giusto per ricollegarci anche a quanto diceva prima il direttore Attilio Sabato. E l'ultimissima però è quella dell'iniziativa solidale benefica dei ragazzi di
di San Nicolarcella, anzi, che si chiamano Simona e Albino, una coppia di giovani sposi che sono proprietari di un locale e avevano fatto la scorta di materie prime, però dopo il decreto hanno dovuto chiudere e hanno deciso di utilizzare questi ingredienti per fare dei biscotti e donarli alla popolazione, soprattutto alle persone anziane, e questi sacchetti di dolcezza, diciamo, sono stati portati alle case di nonne o di persone sole o di persone con diversamente abili dalla protezione civile, dai volontari dell'amministrazione comunale, della protezione e della Proloco. E ci sono anche sarte che stanno facendo appunto le mascherine, insomma c'è la riscoperta di una umanità, di una solidarietà e di una socialità anche che si era data per scontata e quindi messa da parte. Grazie, grazie davvero per queste belle parole, Grazie per questa a voi. testimonianza di solidarietà, no, di comunità, come dicevamo all'inizio, che si sta riscoprendo. Ognuno mette a disposizione degli altri quello che ha, restando rigorosamente a casa. Grazie per essere stata con noi. Quindi condivisione, dicevamo all'inizio, parola d'ordine in questi tempi, e ci sono anche artisti, musicisti che hanno deciso di condividere con noi le loro note. Il maestro Francesco Perri ci ha inviato questo messaggio. Grazie dell'invito che mi hai fatto a partecipare a questa trasmissione. Sono molto contento di poter contribuire. Come tu sai, io lavoro nell'ambito della musica, scrivo musica e quindi sono veramente molto felice che tu abbia pensato a me per fare questa, diciamo, questa pillola, ecco, di speranza. E come brano io ho pensato ad un momento che sicuramente tu ricorderai, tratto dall'opera Francesco De Paula, che si chiama Che cos'è la felicità? È un duetto fra Nicola e San Francesco a proposito di un momento particolare che è la riflessione sui poveri. E San Francesco dice: sai che cos'è la felicità? Caro Fra Nicola, la felicità non è stare vicino a chi tutto ha, ma è a coloro che hanno l'amore dentro il cuore. Ed è un momento, un messaggio di grande speranza. In questo particolare momento io ti faccio sentire questo brano, logicamente te lo suono, non avendo a disposizione cantanti e non avendo anche registrazioni che potevo eventualmente anche darti, però preferisco così eseguire questo brano. Logicamente io ringrazio quel meraviglioso cast particolare con Renato Campese, Francesco Castiglione e tanti altri che hanno contribuito alla realizzazione di quel bellissimo musical, per cui buon ascolto. E che cos'è la felicità?
Grazie, grazie davvero al maestro Perri per averci aperto le porte del suo studio. A lui sicuramente in questo momento staranno arrivando tutti gli applausi dai nostri telespettatori, applausi reali più che virtuali, anche se non riusciamo a sentirne il suono. Basta però solo tendere l'orecchio e aprirci alla fantasia, alla creatività. So che c'è una telefonata, ma abbiamo i nostri tempi di palinsesto, quindi la pubblicità, poi torniamo in studio, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eccoci ritornati in studio con il nostro TG10 speciale dedicato in qualche modo alla creatività che, come dice Raffaele Morelli, rafforza il nostro sistema immunitario. In questo tempo sospeso, in isolamento, dobbiamo scambiarci le esperienze per rafforzarci ed è questo l'obiettivo, l'intento della nostra TV, che ha deciso di aprire i telefoni, di anche far sì che molti vostri video ci arrivino, perché insieme condividiamo questo momento difficile e insieme ce la faremo, andrà tutto bene. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Sergio Crocco. Sergio, benvenuto. So che per te questo non è affatto un tempo sospeso, ma è un tempo pieno, speso bene? Sì, è un tempo, diciamo, più o meno di 20 ore al giorno, che però facciamo con tutto il sorriso possibile, con tutta la creatività anche possibile, perché ci siamo reinventati questa cosa che purtroppo diventa sempre più impellente, dare da mangiare, dare la sopravvivenza a una fascia di popolazione che sta diventando sempre più numerosa, soprattutto in questo momento, perché ci sono tutte le fasce che sono senza reddito, che più o meno si arrangiavano, parlo sempre di cose legali, adesso sono chiuse in casa e quindi non possono percepire nessun reddito, e quindi di giorno in giorno la situazione si fa sempre più drammatica, più tragica. E voi come state vicino a queste persone? Noi il primo giorno, per dare un dato, il primo giorno abbiamo fatto 30 spese, a spese nostre, a spese della Terra di Piero, con le altre associazioni che sono con noi, Prendo Casa e Soccorso Speranza. Poi dal secondo giorno abbiamo aumentato, adesso ieri sera abbiamo fatto 120 pasti caldi e 70 spese. Oggi si prospetta molto molto di più e andrà sempre peggiorando questa situazione. Noi stiamo cercando davvero di fare tutto il possibile e immaginabile, lavorando davvero 20 ore al giorno, però non sappiamo se poi alla fine riusciamo davvero ad accontentare tutta una fascia di popolazione che inizia davvero ad avere fame. Io la parola fame la uso pochissimo quando siamo in Italia, perché conosco bene, dopo 17 viaggi in Africa, conosco bene la parola fame che c'è in Africa, però adesso vi giuro che stiamo arrivando a questo. Sergio, un'ultima cosa, perché ho altre telefonate. Sì, ti chiedo anche perché poi magari facciamo un approfondimento diverso con te, ci teniamo in contatto. I nostri telespettatori come possono aiutarti, come possiamo aiutarti? Sì, noi abbiamo lanciato un appello su Facebook e sulle altre piattaforme digitali. Noi chiediamo una spesa, chiediamo del mangiare che poi trasformiamo in pasto caldo. Chi non riesce perché è chiuso in casa, perché non può spostarsi, può dare il contributo al nostro sito internet, dove c'è il nostro IBAN. È una piccola richiesta che facciamo, perché davvero iniziamo a trovarci in grossa difficoltà. E noi ci uniamo a questo appello. La Terra di Piero è il sito a cui bisogna rivolgersi? Esatto, laterradipiero.it. Bene, allora tenete a mente laterradipiero.it, sosteniamo queste importanti associazioni che svolgono un lavoro davvero fondamentale. Senza di loro molta gente non avrebbe il pranzo e la cena. Vi siamo vicini, torneremo a parlare con voi, torneremo a sensibilizzare su questo che è davvero un problema primario da risolvere nel nostro territorio.
Grazie a voi molte. che fate un lavoro importantissimo, fondamentale, grazie di cuore anche a voi. Grazie e buon lavoro, grazie e buon lavoro. Ciao. So che abbiamo un'altra telefonata prima di procedere con il video. Luca Chito in regia, mi dai conferma? Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì, Rosalba. Pronto? Sì, Rosalba, allora mi senti? ti sento, Franco Bertucci, ti riconosco Franco dalla Bertucci. voce, benvenuto. Allora, il tuo tempo sospeso, come è impiegato velocemente? Allora, il mio tempo in autoquarantena, anzitutto, e poi vedo che parli, io non sento quello che dici, comunque il mio tempo in autoquarantena, in questi mesi ho ricreato un rapporto con uno dei primi studenti cinesi arrivati nel 79 qui da noi, che è in Cina, e quindi questo mi ha consentito di interloquire con lui. Non so se l'hai visto, domenica sul quotidiano è uscito un mio pezzo che racconta questa mia esperienza, dove ho detto che per certi aspetti il coronavirus ha finito per allontanarci, ma grazie ai mezzi di comunicazione, di informatica, eccetera, eccetera, dalla televisione, alla internet, eccetera, eccetera, ci consente di stare vicino. Anche oggi ne abbiamo un esempio, Francesco Perri, Alessia Antonucci, che ho risentito qui in questa trasmissione, non li vedo da parecchio tempo, ecco, ci hanno consentito di vivere queste esperienze comuni. Come sto passando in più questo mio tempo? Tu sai la mia passione giornalistica, quest'anno è una cosa che pochi sanno, quest'anno ricorre, proclamato dalla Cina e dai governi cinesi e italiani nello scorso anno, ricorre il 2020 quale anno della cultura italo-cinese. Tutto questo mi ha spinto, in virtù del fatto che ricorre anche quest'anno il 40° anniversario dell'arrivo dei primi studenti cinesi, e dopo tutti gli attacchi che ci sono stati fatti in questi mesi alla Cina per la problematica virus, eccetera, eccetera, io mi sono dato da fare per ricostruire questi 40 anni di rapporti tra l'Università della Calabria e molte università cinesi. Allora Franco, aspettiamo questo tuo lavoro importante e ti auguriamo un buon proseguimento. Abbiamo capito che il tuo tempo, la tua scoperta è una riscoperta del passato che torna, no? Con questo legame importante con la Cina e di cui saremo poi curiosi di leggere. Grazie, grazie molte per essere stato con noi e aver voluto condividere questo tuo impegno in quella che, ribadisco, è una nostra piazza virtuale, ma che, come vedete, è molto piena, molto vogliosa di scambiarsi le esperienze. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buonasera Rosalba. Gianni Romeo, direttore del CSV, Centro Servizi per il Volontariato, e del Banco Alimentare. Voi avete un problema? Ma noi intanto volevo dire che andiamo avanti nella nostra operatività così come avviene sempre. È chiaro che teniamo conto in maniera, come dire, attenzioniamo al massimo tutte le norme igienico-sanitarie su cui dobbiamo stare attenti tutti, e cerchiamo di continuare nella nostra azione, diciamo, di redistribuzione dei prodotti alimentari, quindi le associazioni continuano a venire, anche se dobbiamo dire che purtroppo tanti, causa paura, causa anche dovuta a un fatto degli anziani, che tanti volontari sono anziani, tanti hanno dovuto ridurre il loro apporto, e quindi questo ci pone un po' in difficoltà nella distribuzione, perché appunto mancano i volontari. Quindi io volevo approfittare di questo spazio, di questa bellissima anche iniziativa che tu hai preso, per lanciare un appello soprattutto ai giovani, a fare in modo sempre tenendo conto di quanto dicevo prima, cioè l'osservanza scrupolosa delle norme igienico-sanitarie, di farsi vivi, insomma, perché potrebbero diventare risorse preziose in questo momento.
Grazie per questo appello. Allora, io direi, perché ci siamo anche interfacciati anche in diretta, no? Perché succede anche questo con il nostro regista Luca Chito, perché abbiamo delle cose da farvi vedere e vorrei dare spazio anche a chi si è impegnato per dei video importanti. E per il momento, poi dopo ritorniamo alle telefonate, perché ci siamo chiesti, l'isolamento è necessario per la creatività? Abbiamo scoperto che c'è chi da sempre lavora a casa, per esempio sulle tavole, nel silenzio elabora le idee. È il caso dei fumettisti professionisti. Aldo Barrese, come i suoi colleghi della Disney, dice: finalmente ci sentiamo normali. Ma vediamo, c'è un cartoon proprio sul coronavirus che in tempi strettissimi ha fatto per noi e ce lo spiegherà chiaramente. Grazie intanto per averlo voluto realizzare per questo TG10 speciale e per tutti i calabresi che in questo momento ci stanno guardando. Vediamolo insieme. Ragazzi, buongiorno a tutti, sono Aldo Barrese, mi occupo di fumetti, un saluto a te Rosalba e a tutti i tuoi telespettatori. E niente, cosa dire, anch'io sono rintanato qui nel mio piccolo studiolo e purtroppo siamo in quarantena, non si può uscire, è un momento difficile, spero che tutti noi ne verremo presto a capo. In questo momento, in questo periodo, ho da consegnare, stavo lavorando a un fumetto di San Francesco di Paola, un albo per bambini da colorare, che descrive tutti i miracoli o buona parte di essi. Per questo motivo vi invio un video piccolino, un piccolo cartoon, in cui il nostro santo si occuperà di scacciare via questo brutto virus, buttandolo in mare con un calcio, giocandoci quasi come fosse una palla. In anteprima voglio farvi vedere il disegno di San Francesco, sarà più o meno la copertina, è ancora in fase di elaborazione. E in passato forse vi ricorderete anche di Papa Francesco, infatti molti anni fa, quando fu eletto Papa, mi occupai di realizzare i fumetti di Papa Francesco editi da Edizioni Master. Quindi ormai viaggiamo tra santi, Papa e religione, per cui vi lascio i miei auguri e un grandissimo in bocca al lupo a tutti. Vi raccomando, resilienza, resistete. Noi fumettisti ci siamo un po' abituati perché siamo un po' dei topi da laboratorio, siamo sempre chiusi sul tavolo da disegno per realizzare queste belle cose. Però la libertà manca a tutti. Vi abbraccio. Se continuiamo così a rispettare le regole, sicuramente ne usciremo al più presto, perché il virus è un po' come il videogioco di Pac-Man, per chi se lo ricorda, della mia generazione. Mangia questa pallina, ma se non trova da mangiare rimane così. Per cui, ragazzi, un saluto, grazie ancora a te Rosalba per l'ospitalità nella tua trasmissione e buona vita a tutti. Resilienza, diceva Aldo Barrese, a cui facciamo tantissimi in bocca al lupo per il suo lavoro. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, mi sente? Padre Fedele, benvenuto in questa trasmissione. Grazie, io sono come tutti quanti voi, ma maggiormente io che ho una certa età sono dentro in clausura, quindi non posso uscire così facilmente come vorrei, perché sono a rischio, però la mia telefonata è per ringraziare tutte le persone che mi hanno preceduto e se mi permettete un grazie particolare e un abbraccio particolarissimo al mio figliuolo Sergio Crocco. Sergio Crocco, permettetemi di dirvi, perché forse voi lo conoscete, diciamo, non totalmente, io l'ho cresciuto e quindi so l'animo di questo ragazzo veramente commovente. Quando l'ho portato in Africa, quando abbiamo
ho preso in mano la città con i poveri assieme a Piero Romeo, a Pastatina, a Pari delle Porace, hanno assaporato l'insegnamento francescano e adesso sono veramente commosso di quello che loro fanno. Evidentemente hanno recepito il messaggio e anche se loro si dicono atei, sono più religiosi di me, perché chi ama i poveri ama Gesù Cristo. E quindi io ti voglio augurare ogni bene e voglio augurare che possano continuare sempre con grande gioia, e chi li può aiutare li aiutassero, perché hanno bisogno, più hanno e più danno e più distribuiscono. Bravo a Sergio Crocco, bravi a coloro che mi hanno preceduto, compreso il Banco Alimentare e quelli che fanno le vignette. Complimenti a tutti e ce la faremo. Vinceremo questo campionato come lo vince il Cosenza. Forza Lupi e forza Cosenza, Calabria, Italia tutta, mondo tutto. Sconfiggeremo questo amico. Ce la faremo. Pace bene a tutti. Grazie per l'entusiasmo e per la forza che Padre Fedele mette sempre nei suoi interventi. In questo tempo sospeso, i bambini, ecco, c'è uno spazio particolare per i più piccoli che spesso ci danno delle lezioni. Sono loro che in realtà insegnano ai grandi a non preoccuparsi. Forse il valore delle fiabe, come ci spiega una scrittrice per bambini di fama nazionale, che è Assunta Morrone, che è anche una brava dirigente scolastica. Vediamo. In un momento come quello che stiamo vivendo è importante tornare a riflettere sulle azioni da compiere, cosa ci è utile in questo momento. Una delle cose che possono tornarci utili è proprio la lettura. La lettura fa bene ai grandi come ai piccini e forse può essere anche un modo per connettere grandi e piccoli davanti alla stessa azione. Leggere può essere il modo per incontrare mondi nuovi, mondi impossibili, fantastici, ci aiuta in questo la fiaba classica, ma anche quella moderna. Dobbiamo leggere, ritrovare il piacere della lettura, ritrovare il piacere di narrare storie, un po' come facevano i nostri nonni davanti al camino, e dobbiamo farlo attraverso scelte che possono farci allontanare tutti gli scenari negativi che in questo momento invece abbiamo dinanzi. Possiamo leggere gli autori che ci hanno raccontato appunto di storie davvero grandi, ma possiamo anche osservare un quadro, unire lettura di codici verbali a letture invece di codici non verbali. In questo momento possiamo recuperare nella memoria tutte quelle storie che ci hanno fatto crescere e in questo modo rendiamo ai nostri bambini la possibilità di crescere a loro volta, anche perché i bambini hanno bisogno di futuro e la lettura può dare loro questa possibilità di serenità che il futuro in questo momento invece rende più incerto. E dobbiamo provare a scoprire la possibilità che loro possano a loro volta raccontare storie, possano inventarne di nuove, perché la loro creatività può venire fuori, può dare il meglio. Ed è importante per i nostri bambini sentirsi utili, riuscire a trovare quella capacità che la scuola poteva dare loro e che in questo momento a scuole chiuse non è più possibile fare. Ebbene, questo era il punto di vista, ecco, dei bambini, da chi con i bambini lavora ogni giorno. In questa piccola maratona del TG10 speciale spesse volte è tornato il nome di San Francesco di Paola, ce l'ha spiegato Alessia Antonucci dicendo questo drappo rosso sulla costa tirrenica cosentina e su tutti i balconi. Ancora ne ha parlato il nostro fumettista nel cartoon che ha realizzato solo per noi, e lo ringraziamo ancora per questo dono esclusivo che ci ha fatto.
fatto. C'è anche un padre del convento di San Francesco di Paola, quindi della città del Tirreno, che ha deciso, padre Domenico, di aderire a quella che è una maratona letteraria che tanto impazzano sui social, e ci dedica un brano molto particolare e adattissimo a questi giorni della vita del santo patrono della Calabria. Vediamo. Un saluto, non so se si vede bene con la luce, dal santuario di Paola. Sono padre Domenico, mi unisco a questa maratona letteraria, così mi ha detto il mio amico Antonio Modafferi, e vi leggo brevemente un passaggio del libro sulla vita di San Francesco di Paola, scritta dal padre Roberti, la prima che mi è venuta in mano, ma ce ne sono tante altre, proprio sulla guarigione di San Francesco di Paola riguardo gli appestati a Fréjus durante il suo viaggio in Francia. Dice così: per un motivo di carità, sapendo che vi infuriava la peste, il Santo Padre Francesco si recò a Fréjus, sebbene dovesse allungare alquanto il suo itinerario. Egli si diresse verso la cattedrale e per via, incontrando una donna, le chiese la ragione di tanto abbandono, non perché l'ignorasse, ma perché di lei voleva fare la messaggera della grazia divina. San Francesco aveva visto che il paese era deserto, un po' come stiamo vivendo ai nostri giorni. Ahimè, padre mio, ella rispose, non sapete che qui c'è la peste? Quasi metà degli abitanti è già perita, e dei rimanenti alcuni sono fuggiti altrove, e molti altri giacciono infermi. Ebbene, soggiunse Francesco, andate a dir loro che io sono venuto per soccorrerli. La donna, lietamente sorpresa, si affrettò a diffondere la buona novella e fu creduta. Quanti si trovavano ancora a Fréjus si recarono a visitare Francesco, che era ospitato nel palazzo del capitolo. Gli appestati furono guariti e la città restò libera dal contagio. Quando partì, qualche giorno dopo, tutti gli assenti erano rientrati ed il santo taumaturgo venne fatto segno alle benedizioni di tutto quel popolo che egli così prodigiosamente aveva salvato. La città riconoscente edificò fin dal 1490 una chiesa e un convento per i suoi religiosi, intitolandolo alla Madonna della Pietà. Ecco, San Francesco di Paola interceda per ciascuno di noi in questo momento così di tribolazione, ma ci affidiamo, così come ci hanno detto i nostri vescovi, a lui. Ecco, San Francesco di Paola, come scritto i vescovi, per carità ci liberi dal contagio. Buona giornata a tutti voi. E grazie anche a padre Domenico. Vi ricordo, qualora vogliate telefonare, ci sono ancora un po' di minuti per scambiarci queste esperienze, per sentire da voi a casa che cosa avete scoperto in questo tempo sospeso di quarantena forzata. Ed è bello, come abbiamo visto, avere punti di vista diversi che poi ci uniscono in questa piazza virtuale che è la nostra TV. All'inizio ci hanno chiamato da Terranova da Sibari per raccontarci del loro museo virtuale, di come si possa viaggiare restando a casa. Ebbene, conoscere la nostra storia, la nostra identità, una città fascinosa e antica come Cosenza. C'è la direttrice del museo Cosenza Itinera che ci ha mandato un video molto bello. Villarendano in questi giorni, come tutti i musei, è chiuso, però appena finirà questo periodo dobbiamo ritornare ad abitare quelle stanze. Intanto il viaggio lo facciamo insieme a lei virtualmente. Buongiorno a tutti, ci troviamo davanti a Villarendano, un tempo prestigiosa dimora del musicista Alfonso e dal 2014 sede della Fondazione Antiche Elena Giuliani. Villarendano oggi è chiusa al pubblico, è chiusa per via dell'emergenza sanitaria che il nostro paese sta attraversando. Eppure non si ferma, perché all'interno di Villarendano è custodito uno scrigno di identità, di memoria collettiva. Il museo multimediale Cosenza Itinera, al secondo piano di questo prestigioso edificio, ci racconta la nostra storia, la nostra vicenda, i momenti difficili che la nostra città ha saputo superare, grazie anche all'intercessione, in alcuni casi, della Madonna del Pilerio, piuttosto che di altre importanti personalità. Se le più fitte inviolate
ammantavano i dossi fluviali e le colline del Bagno. Miriadi di ninfe dagli occhi splendenti e dai capelli di seta abitavano i boschi. Narrano i poeti che lungo il fiume viveva un pastore dotato di poteri magici. Il suo nome era Kratis e aveva il potere di guarire tutte le ferite e donare riflessi dorati alle chiome e alle lane. In un caldo meriggio d'estate Kratis si accoppiò con una capra. Da quell'unione nacque Pan, il dio delle selve, protettore delle greggi. Fu così che alla confluenza del luminoso Kratis con l'oscuro Busento iniziarono a radunarsi storie di stirpe italica. Col tempo, dopo le terre, ricche d'acqua e generose di pascoli, suscitarono le mire e le bramme di greci e lucani. Fu allora che io, donna e guerriera, io, Brettia, alla testa di 500 giovani ribelli lucani, sconfissi i greci in battaglia. È qui che ha inizio la storia della città di Cosenza nel Museo Multimediale Cosenza Itinera, composto da 7 stanze immersive nelle quali si affronta la periodizzazione storica della città dai primordi, che è la sala in cui ci troviamo adesso, fino all'età contemporanea, con numerose soluzioni tecnologiche. E qui abbiamo Brettia, questo personaggio, il personaggio principale dell'epoca, diciamo, delle origini della nostra città, che ci racconta non solo della fondazione di Cosenza, ma anche del nostro primo e più importante simbolo identitario, il Crati. Il fiume Crati è elemento e simbolo di purezza, di salubrità, di salvezza, perché in effetti è stato oggetto di poesie mitologiche, di versi di importanti poeti, come fiume salutare, fiume taumaturgico. Allora pensiamo che abbiamo, che scorre sulla nostra terra, sulle nostre strade, un fiume salutare, e allora questo è sicuramente un motivo di speranza per la nostra città. Allora rivivere questi momenti all'interno del percorso multimediale, ma anche rileggendo a casa le pagine di un libro di storia che riguarda la nostra città, seguendo i musei sui social, le loro incessanti attività di resistenza culturale, potremo sicuramente vivere meglio questo periodo di difficoltà, per poi ritrovarci e confrontarci uniti, come abbiamo sempre fatto nelle nostre città e nella città di Cosenza. Questa sala un tempo risuonava di musica, era la sala dei banchetti, la sala delle feste, la sala nella quale Alfonso Rendano intratteneva i suoi illustri ospiti suonando questo pianoforte. Alfonso Rendano, inventore del terzo pedale del pianoforte. Le decorazioni sul soffitto inneggiano alla bellezza, alla ricchezza, all'abbondanza, ma soprattutto alla musica, per la presenza degli strumenti musicali agli angoli della sala. Oggi questa villa, questo piano nobile, è sempre uno spazio vitale, la casa dei cittadini, come appunto è definita Villa Rendano, uno spazio sempre attivo, vivace, nel quale sono organizzate continuamente numerose attività. Ricordiamoci che i musei svolgono un ruolo sociale importante nelle comunità oggi più che mai, e in effetti anche nelle situazioni di rischio, di disagio, svolgono questo ruolo di resistenza culturale. E anche noi oggi, che viviamo questo momento difficile per una serie di accadimenti, non ultimo il terremoto che questa notte si è abbattuto sui nostri territori, dobbiamo resistere. La cultura cura. In effetti gli studi dimostrano che la vicinanza all'arte, alla creatività, il contatto con il bene culturale rafforza le difese immunitarie, non solo in situazioni di persone affette da particolari patologie, ma anche in situazioni di disagio collettivo come quelle che viviamo noi oggi. Per questo dobbiamo ricucire il rapporto con la nostra storia, provare a rileggere le pagine della nostra storia, perché è solo riconoscendoci in un'identità comune che potremo vivere meglio e affrontare meglio questo momento, resistendo alla paura, resistendo alle difficoltà. E grazie alla dottoressa Anna Cipparrone per questo bel tour in una Villa Rendano davvero affascinante. Chi abbiamo in linea? Pronto?
Buongiorno, sono Daniela Rabbia da Catanzaro. Daniela Rabbia è una scrittrice importante, una voce autorevole della cultura calabrese. Grazie per essere con noi. Daniela, allora, come stai impiegando questo tempo diverso, no? Che siamo chiamati a vivere, che forse nessuno di noi si aspettava? Qual è la tua scoperta positiva? Intanto parto da una premessa. Blaise Pascal diceva che tutta l'infelicità dell'uomo deriva dal non saper stare chiuso in una stanza. Io invece sto scoprendo il gusto di stare in questa stanza, di non avere la mattina la sveglia, perché per fortuna nell'ente Regione Calabria hanno dato a noi dipendenti la possibilità di aderire al lavoro agile. E quindi sto dedicando questo tempo fuori dall'ordinario a fare quelle cose ordinarie che nella vita, dati i ritmi quotidiani veloci, avevo trascurato, tra cui per esempio la cucina, a cui non mi ero mai dedicata, ed è una bellissima scoperta. Mi sto dedicando alla preghiera, per la quale purtroppo tante volte, anche assorbita dalla quotidianità, non dedico molto tempo, e questo mi dispiace. Invece in questo momento la sto riscoprendo e ne sto riscoprendo la forza e l'energia. Poi chiaramente leggo tanto senza l'orologio che mi incalza, mi dedico a scrivere recensioni di romanzi e sto scrivendo un romanzo proprio sul coronavirus. Bene, allora aspettiamo questa nuova creatura editoriale. Tra l'altro sarà interessante capirne il punto di vista, perché finora abbiamo solo ascoltato quello giustamente degli addetti ai lavori, dei virologi, cercando di mettere in pratica tutte le indicazioni per difenderci e salvaguardare la nostra salute. Invece il punto di vista di un intellettuale sarà sicuramente diverso, saremo curiosi di leggere. Grazie per essere stata con noi e speriamo di incrociarci presto sulle strade della Calabria e dell'Italia. Ricordo che noi ci siamo incontrati al Salone del Libro di Torino lo scorso anno, salone che è stato purtroppo rinviato per l'emergenza coronavirus. Quindi Daniela, buon lavoro. Noi ci dobbiamo fermare perché il tempo a disposizione finisce qui. Avevamo altri contributi, ma li rimandiamo ad una prossima trasmissione la prossima settimana. Vi invitiamo nel frattempo a inviarci proprio dei video da casa per capire come si trascorre questo tempo, qual è la scoperta fatta da ognuno di noi per poi condividerla insieme. E grazie a Luca Chito in regia, e l'invito è sempre lo stesso: restate a casa, restiamo a casa, andrà tutto bene.